Noi abbiamo sempre affrontato con tonicità il tema degli eventi catastrofali, non ultimo quello che stiamo affrontando del tornado. Dico che dovremmo preventivare la creazione di un fondo anticatastrofi, un fondo catastrofale veneto, in maniera tale che diventi un fondo mutualistico e aiuti chi ha difficoltà. Penso ai tantissimi cittadini che chiedono di poter dare un aiuto, questo aiuto lo potremo mettere a regime annualmente e si tratterà di capire le formule, ma non saranno nuove tasse, nuove imposizioni. Beh, ci stiamo lavorando, l'importante è che abbiamo già posto la questione, averla posta e dovremo anche, avendo posto la questione, troveremo anche una soluzione. Certo è che non vogliamo fare sconti a Roma, che ha il Fondo Nazionale per la Protezione Civile, che dovrà essere quello che paga i danni ai nostri cittadini. No, noi sappiamo che abbiamo un danno che supera abbondantemente i 100 milioni di euro, ormai si va quantificando in quella direzione. Questo vuol dire che il Fondo Nazionale per la Protezione Civile deve essere presente in Veneto ad aiutare famiglie ed imprese. Noi l'abbiamo già fatto con 6 milioni di euro di fatto, equa proporzione vuole che il governo ci metta molto di più. Ma sì, direi un sano confronto che poi è il sale della democrazia. Dal confronto poi si hanno le migliori soluzioni per risolvere i problemi dei veneti. Guardi, ne dovrei scegliere uno tra tanti, direi il lavoro, la fondamentale è garantire il lavoro ai veneti perché poi a cascata garantiamo anche altre soluzioni. Quindi la prima emergenza è il lavoro, lavoriamo sul lavoro avendo una disponibilità di 764 milioni di euro per un piano straordinario. Ma è diciamo economicità e spending review a 360 gradi, la sanità può ambire a un'azienda veneta, regionale e poi una sola ULSS per provincia, questo è quello che vogliamo fare.